190. All'interno di questo video vi farò vedere un macchinario che non avevo mai visto. Infatti, come vi ho raccontato la settimana scorsa, stiamo estirpando il vignetto per un progetto che dovremo realizzare entro quest'anno. Dopo aver raccolto i pali, le viti e i fili di ferro, restava solamente da raccogliere le radici che sono rimaste nel terreno. Il macchinario serve appunto per estrarre queste radici e per funzionare ha bisogno di un trattore abbastanza potente. Quindi abbiamo chiamato un terzista per venire a fare la lavorazione. Il giorno in cui è venuto io ero in montagna a sciare e quindi vi racconterà tutto quanto mio fratello. Prima di partire però vorrei ringraziare tutti quanti gli iscritti, infatti manca pochissimo ai 50.000. Ora torniamo indietro nel tempo di qualche giorno. Weila, ciao a tutti ragazzi. Allora, oggi siamo qui per farvi vedere una nuova lavorazione che verrà fatta nel campo che c'è qui davanti all'agriturismo. E adesso andiamo fino là. Vieni Aria, andiamo. Andiamo. Questa mattina abbiamo iniziato il nuovo vigneto, che è questo qui. Eccola. Ecco che la macchina si è messa in moto. Andiamo a vedere, sono proprio curioso di vedere come funziona, perché siccome questa è una lavorazione che viene fatta molte poche volte e solamente quando viene tirato via un vigneto, diciamo, noi non abbiamo comprato questa macchina. Eccolo lì, un trattore, quelli grossi sarà un 110 secondo me, 130, vediamo. Adesso magari non bisogna neanche andarci troppo vicino perché sennò ti partono i sassi in faccia. Non lo so, io in verità è la prima volta che vedo in azione questa macchina. Eccola qua, ci sono delle lame che girano. Ma qua non è che ti arrivano i sassi addosso. Non capisco io com'è messa. Allora ci sono due lame che stanno tagliando in pratica lì, che alzano il terreno. Una volta che è alzato il terreno va dentro queste erpici rotanti, non so come chiamarli, bisogna stare attenti qua, sì. e niente, quindi fanno volare via le radici in pratica e anche dei sassi nel mentre, quindi bisogna stare attenti. Vedete qui, questa qui è una di quelle radici che è stata tirata via, fatta volare. Aria! Vieni qui. Appena sentito mio papà, in pratica, finché siamo qui a guardare la macchina e il suo funzionamento. Ecco, adesso qua dall'alto, dopo vi farò vedere da vicino. Si vede come alza bene il terreno e lo spinge verso questi due erpici rotanti, come vi dicevo prima. E poi torneremo qui a raccogliere le socche, come ha detto mio padre, che in pratica significa raccogliere le radici. Mi sa che qui le lavorazioni andranno avanti ancora per un bel po', perché fai conto che ci mette 3-4 minuti ogni bina, ce ne sono almeno 35-40, quindi almeno 2-3 orette sicuramente ci vogliono, secondo me. Adesso vi faccio vedere che da qua come si alza bene la terra. Adesso alzerà il macchinario e vi faccio vedere come funziona. Guardate, vedete lì, quello lì lo uso per alzare la terra in pratica. Vieni in retro e quelli lì sono i due erpici rotanti dove li va a sbattere, diciamo, tutta la parte solida, perché la terra viene tutta sbriciolata e rotta. Invece tutte le parti più dure, tipo le radici e i sassi, vanno a finire sopra sempre a questi, anziché essere smaciullati vengono presi e lanciati via. Quindi è un macchinario dal quale bisogna starci abbastanza distanti. Vedete lì sotto come viene presa la terra? Eccolo lì, funziona così in pratica. Prima volta che vedo il suo funzionamento. Eccoci qua di ritorno e stiamo iniziando a raccogliere le socche delle vigne, le cosiddette radici, e noi intanto continuiamo a tirare su, carichiamo sulla pala che è qua, e nel mentre il Maliga, il terzista, continua finché non ha finito tutto quanto qua, anche là sotto l'altro campo.
tira via anche bene perché le radici sono belle pulite, cioè vedete non è che rimane terra intorno, infatti vedete come sono, non c'è terra, sono un po' sporche sì, ma non ci sono grumoli diciamo di terra. Ecco, guardate qua che super palata in solo 3 bine corte per di più. Alla fine è un 190 altro che 110. Guarda. È un pestone. Mi sa che è anche la cabina per due. Abbiamo praticamente finito questo campo. Adesso andrò a posizionare la GoPro in un punto qui sopra dove farò un time lapse un po' più lungo che durerà un po' di più, dove si vedrà il trattore che passerà in tutti questi filari che ci sono qui davanti all'agriturismo, e quindi mentre farà il secondo campo che manca. E quindi ragazzi io vi saluto, vi salutano anche questi due pacchiotti che ci sono. Ci vediamo alla prossima puntata, spero che vi sia piaciuta.